Treviso, il Veneto, Venezia, Padova, territori eccezionali, gente eccezionale. Per il Veneto è passato il mondo intero e il Veneto è andato nel mondo e quindi credo che proprio questa caratteristica di grande popolo, di antico popolo, ma di grande caratteristica, di grande forza, di grande identità, che tanto ha dato e comunque tanto ha ancora da dare, possa essere la sede per quelle che sono le Olimpiadi del 2020. Noi abbiamo una città meravigliosa, una città d'acque, gente accogliente, abbiamo una economia importante, per cui noi crediamo di poter essere proprio quel territorio che può ospitare le Olimpiadi del 2020.